E se il problema fosse che hai definito male il problema? Quante volte ci siamo fissati sul fatto che fosse quello il determinato problema e non siamo riusciti a trovare la soluzione? Spesse volte è la definizione del problema che contiene la possibilità della soluzione stessa. Questa riflessione, a parte essere una riflessione altamente diffusa in epistemologia, mi viene da una riflessione su dei post che ho pubblicato ieri sulle parole soluzione e problema. La parola soluzione ha avuto tantissime visualizzazioni, la parola problema molte meno. Ma forse è soltanto riuscendo a comprendere qual è effettivamente il problema che possiamo trovare una soluzione. Se siamo focalizzati soltanto sulla soluzione, ma non sulla comprensione dell'effettivo problema, rimaniamo bloccati in un impasse.